L'ATI, l'Assemblea Territoriale Idrica Agrigentina, composta da tutti i 43 sindaci agrigentini, ha deliberato l'affidamento della gestione del servizio idrico a un'azienda speciale consortile tra gli stessi comuni. Una decisione che si traduce però in un nulla di fatto. Al momento non vi è nulla di concreto, infatti l'assessorato regionale ai servizi primari ha diffidato l'ATI ad approvare al più presto il piano d'ambito e le procedure necessarie al dopo Girgenti Acque, altrimenti interverrà in sostituzione con un commissario. L'assessore regionale Piero Bon infatti ha diffidato l'ATI e se non ci saranno risposte entro 30 giorni si attueranno i poteri sostitutivi con la nomina di un commissario ad acta che si occuperà di portare a termine il compito, ovvero approvare il piano d'ambito e le procedure necessarie all'individuazione del soggetto giuridico che, come deciso, dovrebbe essere un consorzio pubblico tra comuni che dovrà gestire il servizio idrico in provincia dopo Girgenti Acque. L'atto ufficiale è stato notificato all'ATI lo scorso 10 ottobre e indica gennaio 2021 come termine massimo entro cui sistemare tutte le questioni ancora aperte. Tutti gli atti propedeutici all'affidamento quindi dovranno essere adottati entro e non oltre quella data e dovranno essere espletati ai sensi di legge. Tutto adesso è nelle mani del presidente Valenti, che dovrà mettere d'accordo tutte le divergenze in atto tra i sindaci che fanno parte dell'ATI Agrigentina.